siamo tutti assolutamente affranti e tristi. Una notizia drammatica arrivata come una doccia fredda anche per i titolari dell'azienda di Dolo dove fino a poco tempo fa lavorava Stefania Palmieri, la 36enne che ha perso la vita lungo l'autostrada del Brennero tra Mantova Nord e Nogarole Rocca, schiantandosi per cause al vaglio della polizia stradale di Verona contro un tir che la precedeva. Con lei è morto anche il bimbo che portava in grembo. Stefania era al 9° mese di gravidanza, avrebbe dovuto partorire a breve. Per loro non c'è stato nulla da fare. L'auto era incastrata sotto il mezzo pesante, nonostante i tentativi del personale del 118 di rianimarla a lungo, non c'è stato nulla da fare. Stefania è morta sul colpo. La donna viveva a Padova e fino a poco tempo fa lavorava come direttrice del personale per Outri International, ditta di abbigliamento milanese con sede a Dolo. Lavorava per la nostra azienda fino a luglio di quest'anno e poi Stefania si è dimessa perché doveva avvicinarsi a Modena in quanto era in attesa. È stata da noi un paio d'anni. Era assolutamente amata e ben voluta da tutti, per cui nel suo ruolo sicuramente, oltre magari agli aspetti tecnici, affrontava anche aspetti umani, perché comunque si confrontava con tutte le persone all'interno, facendo gli incontri one to one, piuttosto che anche di gruppo. E ha lasciato un vuoto sicuramente quando ha deciso lei di lasciare l'azienda per motivi suoi privati, e a maggior ragione oggi, perché nessuno si sarebbe mai aspettato qualcosa di questo tipo qui. Stefania, figlia del noto chirurgo modenese Beniamino Palmieri, stava raggiungendo la sua famiglia nel Modenese, dove aveva deciso di rimanere per portare a termine la gravidanza che aveva tanto cercato insieme al suo compagno Lorenzo, di origine padovana ma da qualche tempo all'estero per lavoro, motivo per cui Stefania aveva deciso di tornare a Modena per la nascita del bimbo. Sotto shock il compagno e la famiglia della ragazza, i genitori, il fratello e la sorella. A loro la vicinanza del sindaco di Dolo. A nome della comunità di Dolo esprimo vicinanza e cordoglio alla famiglia e ai parenti di Stefania e della creatura che portava in grembo. Aggiungo solo un pensiero anche per i titolari e per i colleghi lavoratori con i quali Stefania condivideva un progetto non solo professionale ma anche di vita e di impegno a favore degli altri. I funerali di Stefania saranno celebrati con tutta probabilità lunedì nel Modenese.